buono, no buono. Clic cloc, clic cloc, clic cloc. Troppa potenza per ciclofattanza. Quindi nuovo tutorial, sostituzione del movimento centrale, pulizia di tutti i componenti. Quindi procederemo con staccare i pedali, le pedivelle, puliamo la corona, smonteremo il movimento centrale e lo sostituiremo con quello nuovo che devo ancora ordinare. Procediamo con il pedale destro, chiave per pedali della between the train and the platform, come dicono a metro a Londra. Ok, pedale destro, e non lo lanciamo in giro per il garage questo. Pedale sinistro, Eccolo là. una volta smontati i pedali, paradiso della brugola da 8. Non viene, ma noi sappiamo fare leva e controleva, si svita in senso antiorario, no? È sempre quella è... Bam, baby, molto good. Sempre per la serie dell'attrezzatura Between the Train and the Platform, abbiamo questo bellissimo attrezzo che si avvita nella pedivella. Questo qua farà da perno e ce la sgancerà. Avvitiamo questa vite e oddio, estratta. Molto good, molto good, molto good. Stessa cosa dalla parte opposta. Si svita la vite della pedivella. Avvitiamo l'attrezzo, sexy attrezzo, ritornare indietro con la vite che fa da perno, possibilmente per sfruttare più possibile la filettatura dell'attrezzo. Se la posizione della bicicletta non è idonea, spostiamola. Avvitiamo l'attrezzo, giriamo la pedivella, visto che qua mi va male a girare la chiave. Bene, già venuta fuori. Hop. Come potete vedere, come dicevo, tornare indietro una volta smontata con questo qua che fa da perno, usare più possibile questo filetto qua che va all'interno della pedivella, ok? È questo qua che estrapola la pedivella, questo qua spinge, fa da perno, quindi si torna indietro almeno fino a pari. Sempre per la serie Between the Train and the Platform, nella magica cassetta che trovate al Dega, troviamo questa bellissima chiave a 1000 righe che serve per questo tipo di movimenti centrali interni, ok? Dopo abbiamo anche la chiave per i movimenti centrali a calotte. Invece per i press fit, come dice la parola press fit, serve una pressa che va acquistata. Quindi allentiamo il movimento centrale lato destro, va allentato al contrario, sinistroso, ovvero allentato a destra, stretto a sinistra. La chiave centrale non è proprio precisa, ma ha già allentato il movimento. Quindi di qua presumo sarà già lenta anche la calotta. A sinistra va allentata lato sinistro. Ok, quindi io posso procedere già, ecco al contrario, manualmente, in questo senso qua. Ma quanto è bello allentare, allentare, quanto è bello, quanto è bello. A te piace anche l'uccello? No, a me piace il buso. Floppete, patagnate. Cosa abbiamo qua? Power SP Line, Truvative, la base della base proprio. La base della base. Sentiamo. Ho sentito per un attimo, eccolo.
si è piantato. Andiamo di qua. Si pianta, è andato. Questo cuscinetto è andato. Eccolo qua, il gioco. No, buono, ok? Sostituire. Pulizia. Pulizia del movimento centrale. Molto importante. Mucho gusto. Mucho. Ti piace il bucio? Oh. Come la foca. Aspetta la foca. Controllo. Ora si può lubrificare e montare il movimento centrale nuovo. Ebbene sì, signori, è arrivato il movimento centrale nuovo. Ora si lubrifica. Il tutto si unge con l'unto meglio cascarsi e il grasso è bello. Mantiene lontana l'acqua, è idrorepellente, mantiene le superfici come nuove. Capito? Quindi se volete un viso sempre bello giovane dovete ingrassare. Dovete ingrassare con un bel grasso per cuscinetti. Ricordatevi, la capocchia è destrosa, e quindi va avvitata verso destra. Allora, capocchia montata. Adesso andiamo a inserire il movimento, aiutiamoci con la chiave. Stiamo attenti a non spanare niente, ok? Quindi siamo molto attenti come lo inseriamo. Aiutiamoci con la chiave, deve entrare a mano. Una volta entrato, lo mettiamo fino in fondo. Se la capocchia è troppo interna, la togliamo fuori. Questo deve andare in battuta. Poi la capocchia farà la sua battuta finale. Quindi, avvitare a sinistra con lato sinistro. Mi raccomando, non mettete nessun tipo di freno a filetti, altrimenti non lo togliete mai più, soprattutto con alluminio su alluminio. Arrivati in fondo, stringiamo, cerchiamo di tenere ferma questa benedetta chiave, neanche troppo, ok? Bene, ora andiamo dal lato sinistro, dove si avvita verso destra, e portiamo la calotta o capocchia, come piace chiamarla, del movimento centrale fino in fondo. La mettiamo del tutto. Ok, anche questa non serve stringere troppo. Bene. Sentite già? Non fa più rumore come prima? Molto bene. Un'ultima stretta di qua, con la sicurezza di non ribaltare la bicicletta, magari. Quindi prendiamo di qua. Bene, non va da nessuna parte. Ora montiamo le pedivelle. Pedivelle che abbiamo sapientemente ripulito. Anche qui grasso. Su una. Grasso di nuovo anche nell'altra. E l'altra non così ovviamente, ma vediamo se ci siamo. Sentite che silenzioso che è? Uno spettacolo. Un po' di grasso anche nelle viti nuove. Vite nuova anch'essa con del grasso. Altro lato. Ok. Procediamo a stringere. Ovviamente le viti sono di direzione normale, destrose, si stringono tutte e due a destra. Occhio che vanno strette fino in fondo, poiché la pedivella deve entrare sul suo 1000 righe.
completamente. Vi accorgerete che arriverete a un punto dove non si riesce più a... Eccolo là. Da qui diventa molto duro stringerla, non serve stringere troppo perché hanno la rondella in gomma. Lato destro, stessa cosa. Siamo al dunque. Ecco, basta così. Che silenziosità, ragazzi. Spettacolo. Spettacolo puro. Andiamo a ingranare la nostra catena. Bene, magari. Eccola qua. E ci siamo. Oh. Pronti. Stavolta invece dei pedali SPD proverò a montare questi Crank Brothers usati, mi sono stati regalati praticamente, e vedrò come mi troverò. Vi farò sapere. Questi Crank Brothers però, come vedete, non hanno la chiave da 15, ma vanno stretti dalla parte posteriore con una chiave da 8, quindi guardando di qua si gira verso sinistra per stringerli, ok? Guardando dal lato pedivella è destro. E niente, vi farò sapere se mi ribalto con questi pedali, ok? Ciao!